Numeri e percentuali, si sa, possono confondere o essere rivelatori. Quando si parla di pensione, però, sono spesso indice di qualche problema. Il Sindacato Pensionati Italiani Veneto, a tal proposito, ha condotto uno studio per monitorare la popolazione pensionata, facendo emergere alcuni interessanti dati. A fronte di quasi 260.000 pensionati nella provincia di Padova, l'importo medio mensile lordo delle pensioni si aggira intorno ai 925 euro. Nella bassa padovana troviamo i comuni con pensioni più ridotte, un'evidenza confermata anche dall'età media di questo territorio, a prevalenza anziana, e dalle forti difficoltà economiche. Barbona, il paese con la media più bassa, pari a circa 903 euro. Nel complesso mosaico di concause che generano questi effetti, una problematica di primo piano è la disparità fra donne e uomini. Diciamo che l'importo delle pensioni delle donne sono mediamente la metà di quello degli uomini ed è legato a due ragioni fondamentali. Prima di tutto perché le donne hanno avuto carriere, quelle che oggi sono pensionate, hanno avuto da giovani lavoratrici carriere più discontinue. L'altra ragione importante per cui abbiamo queste pensioni così basse è perché le donne vivono più a lungo e le loro pensioni sono frutto di pensioni di reversibilità. Si deve fare un grande intervento con una riforma seria di tutto il sistema previdenziale che tenga conto di queste persone, di questi pensionati, ma anche delle giovani generazioni.